Teatro Comunale tutto esaurito la prima della Madama Butterfly che ha aperto la stagione lirica e concertistica 2024-2025 trevigiana. L'opera allestita al Del Monaco, con regia, scene e costumi firmati da Filippo Tonon, è tra le tappe di maggior prestigio dell'autunno culturale cittadino. Treviso è veramente straordinaria, non smette mai di meravigliare. Io pensavo che l'estate fosse già stata sufficientemente creativa e con anche molta propositività. Invece l'autunno è stato ancora più importante, proprio perché in autunno si concentrano i più grandi festival della città. Se non giunge ancora la sposa, tutto è pronto, ogni cosa, per disenzare. Sono 2 anniversari importanti quest'anno, Giacomo Puccini, la morte, i 100 anni del compositore, e noi abbiamo aperto la stagione dello scorso anno e quella di quest'anno con un titolo proprio pucciniano. E poi è la prima, i 120 anni dalla prima rappresentazione di Madama Butterfly, quindi un'occasione straordinaria. A interpretare Cio San al suo debutto nel ruolo la soprano trevigiana Francesca Dotto, a dirigere l'orchestra di Padova e del Veneto e il coro lirico veneto Francesco Rosa. Pubblico delle grandi occasioni e pioggia di applausi. Una città che risponde, una città che inviterei, come spesso l'assessore dice, anche il sindaco, città della lirica e città della cultura e polo lirico per eccellenza dopo le 2 grandi fondazioni, quindi fa ben sperare per il futuro.